il mondo del vino è oggi più che mai compatto e convergente su alcuni aspetti importanti che riguardano la competitività, l'equilibrio della filiera e la ripresa anche di una coscienza del vino come sentimento collettivo. Noi abbiamo lavorato insieme al tavolo di filiera per sostenere presso il governo una richiesta, un'istanza precisa che era quella di costruire un piano di comunicazione che potesse riparlare al pubblico italiano in primis e poi anche fuori dai confini dei valori positivi del vino, che sono tanti e che a volte diamo per scontati e che a volte sono travolti da una comunicazione un po' superficiale che negli ultimi anni sta mettendo nel mirino proprio il mondo del vino. Questo piano di comunicazione è stato così accolto come progetto dal nostro governo. Siamo ora in attesa dei successivi passi per il varo di una campagna che possa rendere onore ed omaggio alla grande storia e alla grande capacità di guardare il futuro degli uomini del vino italiani.